Giro dei bivacchi, giorno 2. Parte 2. Il bivacco Costa Curta. Nella puntata precedente conduceva il gruppo al famoso bivacco dei Lof, il bivacco dei lupi. La nostra avventura riprende da qui. Dopo una breve pausa al bivacco ci rimettiamo in marcia, con le giuste scorte, alla volta del terzo e ultimo bivacco. Il sentiero ci porta nel bosco, dove un manto di foglie disegna la traccia da seguire per giungere al bivacco Costa Curta. Dagli interni piccoli forse, ma accogliente. Giunta l'ora di pranzo, scateniamo la nostra verve culinaria tostando pane fatto in casa, fondendo formaggio, arrostendo con gusto della carne e grigliando polenta, godendo infine di un trionfo di sapori in ottima compagnia. Ma anche il più pantagruelico dei pasti non sarebbe completo senza un dolcetto. Così iniziamo a fondere i marshmallows davanti al fuoco, come facevamo nelle fredde notti nel Klondike, accompagnando il tutto con una tazza bollente di buon tè, insieme a numerose risate. E poi di nuovo zaino in spalla, con partenza al tramonto, per una eccitante discesa in notturna fino alla macchina. Si conclude così il nostro giro sotto un manto stellato ed incantato, con dentro di noi indelebili ricordi e la voglia di scoprire dove ci porterà la prossima avventura. Ma questa è un'altra storia che ti racconto nel prossimo video, se vorrai seguirmi.